piedi! E con immenso piacere diamo inizio alla causa. In virtù del potere conferitomi dal popolo di Febì, dichiaro di non perseguire fini personali, di non avere interessi inerenti alla causa, di essere libero, di avere un profilo pubblico impeccabile e di avere come unico obiettivo la crescita e il prosperare dei nostri gruppi, come è scritto nelle linee guida di Febì. Certo, bene, ora che i convenevoli di diritto sono finiti, facciamo entrare l'imputata. Si faccia entrare l'imputata. Aspetti un momento, Giacomo. Perché? Ma come perché? Ma che domande fa? Perché lo dico io. È comodo così. Signorina, lei è l'avvocato della difesa, giusto? Sì, sono io, mi dica vostra giustizia. Sarebbe così cortese e gentile da dirmi perché siamo qui? Per un processo. Stia zitto, non ho mica chiesto a lei. Lo scusi signorina, è che recentemente sta seguendo dei gruppi un po' particolari e si sta montando la testa. Lei ha la risposta alla mia domanda? C'è vostra giustizia. E sarebbe magari così cortese da dirlo anche a me? C'è vostra giustizia, la mia imputata, la Obiezione! Respinta! Complimenti, vostra giustizia, siete sempre in forma, Complimenti a voi avvocato, siete sempre puntualissimo nel vostro obiettare. Il tempo stringe. Questo qua. Se non avessi conosciuto il padre, signorina, che era una splendida persona, l'avrei già segnalato in 4 e 48. Dicevamo? Ah sì, di cosa è accusata l'imputata? C'è vostra giustizia, è una questione alquanto spinosa, ci sono delle leggi vecchie ed antiquate. L'imputata è stata imprigionata a causa di un misunderstanding, un equivoco, che ha dell'incredibile. Obiezione! Accolta! Volevo vedere se eravate pronta. Dicevamo, lo scusi signorina, io e il pubblico ministero ci conosciamo da una vita. Abbiamo anche creato un gruppo diversi anni fa, che ha ricevuto un discreto numero di consensi. Come si chiamava? La pulce nell'occhio. La pulce nell'occhio. La pulce nell'occhio. Giacomo, lei mi sta diventando un usciere insolente. Suo padre non ne sarebbe per nulla felice. E cosa ne sa lei di mio padre? Come cosa ne so? Io e suo padre eravamo amicissimi. Su FB. Certo, su FB. E non era uno della cerchia dei conoscenti, ma era uno dei miei amici più stretti. Ma se non vi siete mai visti neanche di persona. Che c'entra? Suo padre scriveva delle bellissime note, profonde e pregni di significato, che ricevevano centinaia e centinaia di mi piace, tra i quali c'era anche il mio. Va di bene, Giacomo. Non passava giorno che con suo padre non ci si scambiasse un reciproco mi piace, o si condividesse l'uno con l'altro un link in segno di autentica stima amicale. Mi oppongo! Scusate, mi scaldavo la voce. Che birbante! Si faccia entrare l'imputata. Giacomo, Che c'è? venga qui un secondo. Che c'è? Venga qui. Con lei è una causa persa. Si faccia entrare l'imputata. Signorina, discuteremo la cosa tra pochi istanti. Nel mentre si prepari. C'è vostra giustizia. C'è. E questa sarebbe l'imputata. Questo confettino. Io come leggo sul mio telefono, questa sarebbe l'incarnazione del male assoluto per la nostra comunità. Ma c'è un errore. Vostra giustizia, non fatevi ingannare da totale sguardo, da questa espressione iovine e pittura, da questo sguardo timido e interrogativo da cerbiatto a cui i cacciatori hanno prematuramente strappato la madre. Insomma, da questo bambingonnella. Ella è niente po' di meno che l'esemplificazione della banalità del male. Avvocato, sta già guadagnando consensi. Complimenti. Grazie, vostra giustizia. Bene, si proceda con l'esposizione dei fatti. Un momento. Non stiamo dimenticando qualcosa, vostra giustizia? Quanta spocchia in un solo uomo. Sentiamo, Giacomo, che cosa mai mi sto dimenticando? I fondamentali, vostra giustizia. Ma come? Riferisci a quell'orecchio. Che catastrofe! Rischiavamo l'annullamento del processo. Che lei mi confonde, mi indispettisce e mi porta a negligere il mio dovere. Certo, è colpa mia. Si procede con l'atto di presenza dei Cleverphone. Ricorda ai presenti che è d'obbligo attaccare il tribunale. Scusate, io non riesco. Ho provato a mettere anche la chiocciolina
piacciono i pennelli oppure del fuoco? E fai vedere qua. Ah. No, non capisco, scusami. Ma ce l'hai l'amicizia del tribunale? No, è obbligatoria. Ovviamente! La richieda subito! Accettata? Andiamo avanti. La parola alla difesa. Scea vostra giustizia, dunque iniziamo subito. Obiezione! Ma come? Di già. Certo, mi pare opportuno che prima il pubblico ministero, cioè io, esponga l'accusa a carico dell'imputata dal momento che la Corte non è informata sui fatti. Ascolta! Signorina, voleva bene. Scea vostra giustizia, anche se avrei preferito dirlo io per non influenzare la giuria. Noi non ti influenziamo! Mi piace! Io commento! Cosa commenta? Le punti chiuso parentesi! Mi piace! Parli pure, avvocato Scotti! Sì, parli pure, avvocato Scotti. Tengo tu. Cioè, vostra giustizia, ci troviamo di fronte ad un caso di estrema attualità, ad un crimine efferato commesso ai danni della nostra comunità, ma dall'esito unanimamente scontato. Ebbene sì, la qui presente imputata Cecilia Flagilla è accusata di negligenza nei confronti delle regole della nostra comunità e di assenza di partecipazione alle attività pubbliche. Oh! Tre punti, aperta parentesi. Balordo! Non mi piace. Obiezione vostra giustizia, il giurato non può fare simili dichiarazioni in quest'aula. Davvero? Sì, obiezione accolta! Signorina, la prego di non dichiarare non mi piace, in quanto non rientrante nell'opzione di interazione di FB. Quando e se mai verrà implementata un'opzione contraria al mi piace, potrà anche abbandonarsi allora a frasi tal peso. Ma fino a quel momento, la prego di astenersi a commentare! Qualche commento? Tre punti, aperta parentesi. L'imputata non partecipa alle cause benefiche, non condivide con gli amici le campagne di sensibilizzazione e perciò ci troviamo di fronte ad un caso conclamato di absenza, pubblica presenza, che è un crimine contro l'intera umanità. Non ho altro da aggiungere. Mi piace del commento, questo è Mi piace. bravo. Ti seguo, condivido, ricondivido. La parola alla difesa! Ripresa! Ma deve smettere! Allora, signorina, chiamo a testimoniare la signorina Cecilia Flagilla. Giura di dire tutta la verità? Lo giuro su Dio. Facile così, giurare su qualcosa che non esiste. Su cosa dovrei giurare? Deve dire giuro su chiocciolina Dio. Giuro su chiocciolina Dio. Lo dica sul cleverphone. Giuro su chiocciolina Dio. Dica condivido. Condivido. Mi Mi piace, piace, mi mi piace. piace, mi piace. Signorina Flagilla, lei in sostanza è stata accusata di negligenza. Come si dichiara? Innocente. Venga postato nella bacheca del tribunale che la signorina Cecilia Flagilla si dichiara non colpevole. Fatto. Signorina Flagilla, lei sapeva che la comunità aveva dato via una campagna di sensibilizzazione contro la fame nel mondo? Sì. E sa anche che questa campagna, una volta che è stata fatta partire sui social network FB, ha raggiunto nell'arco di 72 ore circa 100 milioni di mi piace. No, io ho visto solo che era stata creata la pagina da parte del grande Mark. È che l'ultima volta che mi sono connessa avevo solo 24.000 mi piace. Poi non mi sono più loggata. Ma è uno scandalo! Prego. Commento, è uno scandalo!
spaghettina a volano più tardi? Perché no? Signorina Flagilla, vuole dire chiaramente a questa corte cosa ha fatto dopo? Sono convinta che lei non ci abbia raccontato tutto e che il suo avvocato, volutamente, non le abbia fatto questa domanda. Obiezione, vostra giustizia, l'avvocato Scotti non può fare simili dichiarazioni sulla bacheca del tribunale senza tagarmi. Racconta! Bene, incasso il colpo, mia cara. Ripeto la domanda. Signorina Flagilla, vuole dire chiaramente a questa corte cosa ha fatto dopo? Ho chiuso il PC e sono uscita. Sì, e dove mai si è recata? Ho pensato fosse giusto impegnarmi in prima persona per la causa del grande Mark. Così ho preso un vecchio tavolo piacevole che avevo nello sgabuzzino e sono uscita fuori. Sì, ma dove è andata? Fuori. Fuori dove? Nella piazza principale. In piazza Homer? Sì. Cosa ci facciamo in piazza? Ecco, io Non facciamo in piazza, siamo tutti noi! Ma veramente io? Cosa facciamo in piazza Homer? Ho fatto un banchetto col tavolo per accumulare io stesso i soldi da devolvere alla causa del grande Mark. Ma ci prende fatto per degli ingegni! Scusate, io non ho capito. Strano. Ha fatto una petizione. Ma cosa c'è di strano? L'ha fatta realmente, per strada. Banchetto, deve sapere, è una forma arcaica, atta a sensibilizzare le persone a delle cause per il sociale. Lei, signorina Flagilla, vuole farci credere di essere andata in piazza per un tempo non meglio specificato con un tavolo. E avevo anche i cartelloni scritti col pennarello! Cecilia, non peggiorare la tua situazione. Signorina Cecilia, lei ha giurato sulla pagina di Chiocciolina Dio. Se continua a dire tale assurdità deve come minimo portare delle prove a sostegno. Prove. Prove! Deve portare delle prove! Taccia lei, Giacomo! Sono già abbastanza diretto di mio senza che ci si metta di mezzo lei con la sua saccenteria. Io volevo solo aiutarla, vostra giustizia. Armando, dimmi tu cosa fare con tuo figlio. Ma che c'entra mio padre adesso? Signorina, abbiamo bisogno di prove. Che ne so, ha quantomeno creato l'evento su FB per informare i suoi amici delle sue assurde intenzioni. No, non ci ho pensato, sarà tutto un fuoco in quel momento. Ho capito, ma almeno qualcuno l'avrà vista. No, non c'era nessuno, erano tutti a casa. Avrà almeno scattato una foto da condividere, magari più tardi, che possa aiutarla in questa sua testimonianza. No, oddio, che cosa ho fatto? La seduta è aggiornata. Attendiamo il verdetto del gruppo segreto dei giurati. Vostra giustizia, noi in verità avremmo già raggiunto il verdetto, vostra giustizia. Ma veramente? Stai zitto. Ma come diciamo? Non volete rifletterci, che ne so, almeno 5 minuti? Sapete, l'accusa è grave e l'imputata rischia il massimo della pena. Quindi lei, vostra giustizia, ci consiglia di rifletterci ancora qualche minuto? Guardate, fosse per me. Ma purtroppo non è per te, Giacomo. Si proceda col gruppo segreto. Certo, giustizia. Beh, allora cosa facciamo? Riguardo a cosa? Al voto, al voto. Beh, votiamo subito, e che domande fate? Io ho pure delle richieste d'amicizia in pendenza qua, No, non era questa la domanda. È che non so come si fa. Vedi che neanche tu lo sai? Intendo dire, qual è la procedura? Ma che dammi la forza, ma possibile che non conoscete manco le regole base? Il terra-terra della quotidiana amministrazione? No. E tu? Io? Ma allora, come cavolo avete fatto a diventare giurati? Come avete fatto a passare il concorso pubblico? Ho ricevuto più mi piace. Ho 5.000 amici. Io ho messo come titolo alla mia candidatura incredibile candidatura, mai vista una cosa del genere. E tutti ci hanno cliccato sopra. Ecco qua, siete degli accozzati. Io mi sono spaccata la schiena sui FB per ore studiando l'impossibile. E arriva un pinco palino qualsiasi che non sa manco chiedere un'amicizia. E uno spamone di YouTube, guarda, lasciamo perdere perché oggi ho proprio il dente avvelenato. È una vergogna. Sì, sì, è proprio una vergogna. No, è una vergogna che uno scemo come te avete amici di me. Cioè? Calma, non perdiamo il sangue freddo e torniamo ai nostri doveri
già, sei veloce. Meglio, meglio, così ci sbrighiamo e devo pure rispondere in chat ad un ragazzo che mi ha chiesto se stasera ci chattiamo! Sarebbe la romanza. Sì! Chissà come va a finire. Chi è? Non lo conosci? Ma scusa, quando te l'ho chiesto io, se potevamo chattare la sera, mi hai detto che andavi sempre a letto presto. Sì, vabbè, ma con te è diverso. Perché è diverso? Perché siamo colleghi? Che c'entra se siamo colleghi? Potremmo comunque impegnarci in una relazione seria, cambiando il nostro status su FB in fidanzato con. Dato che il tribunale non accetta dichiarazioni del tipo in una relazione con, in una relazione complicata. Sì! Ma a me non va di complicare le cose. Vabbè, Se vuoi, chatto io con te stasera. dicevi? Ragazzi, mi è arrivata una foto! Ma non è bellissimo? E guardate che criniera! Vi avete visto che addominali? Wow! Incredibile. Sembra photoshoppato, ma lui mi ha assicurato che non è così. E poi mi ha colpito la sua cultura e la sua profondità. Ieri ha scritto: ho scoperto cosa c'è di peggio di un bacio negato quando lo desideri. Un bacio ricevuto quando ormai è troppo tardi. Oh. Mi piace, mi stavo citando. Fabio Polo, ragazzi! Sono innamoratissima e credo che a breve ci trasferiremo in un profilo di coppia. Ci chiameremo Michael and Natasha. Beata te! Sì, e lo sai che ieri mi ha raccontato che... Cosa giustizia? Siamo arrivati ad una decisione unanime. Bene, allora si proceda. Allora si proceda, lo dico io! In quanto membro di questa comunità, siamo giunti a decisione unanime. Io investo ufficiale di portavoce del gruppo dei giurati e dichiaro di non avere interessi personali, di non perseguire interessi personali, di essere libera, di avere un profilo pubblico impeccabile e di avere come unico scopo la crescita e il prosperare dei nostri gruppi, come sta scritto nelle linee guida di FB. Dunque, L'imputata è tagliente, ma è comunque giudicata da noi colpevole dei reati a lei imputati. Per questo reato, in quanto è contro le linee guida di FB, elimina profondamente l'importanza e il valore teorico, l'imputata Cecilia Flagilla è condannata al massimo della pena, oh, e cioè la morte! Le mani legate. Si procede con l'esecuzione. mi dia il suo genere. Dovevo pensarci prima. L'esecuzione è stata eseguita. Giustizia è fatta. Venga portato nella bacheca del tribunale che l'imputata Cecilia Flagilla è morta. Mi piace, mi piace. La seduta è tolta. Siete liberi di andare, ma portatemi via prima questa cosa. Oggi abbiamo giustiziato una giovane donna. Chiocciolina, l'imputata è caliente, ha sofferto molto. E sono questi i momenti in cui mi chiedo se il lavoro che faccio sia davvero giusto, o se vostra giustizia sia solamente il nome della croce che mi porta presso. 2 punti, aperta parentesi.